Proprio in questo momento che mi trovavo veramente in una situazione disastrosa finanziaria, mi hanno dato un forte mano e mi hanno risollevato di morale perché ero veramente a terra. Ha ricevuto il 10% di quanto aveva messo da parte, ma riesce comunque ad essere felice. Una boccata d'ossigeno dopo anni di difficoltà. La signora Elide è una degli oltre 144.000 risparmiatori tra Popolare di Vicenza e Veneto Banca che sta ricevendo una parte di quanto perduto. Sono esauriti coloro che avevano una richiesta inferiore ai 50.000 euro, sono cominciate le erogazioni a coloro che avevano invece diritto a più. Ad incontrare i risparmiatori il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Inca. Fino ad oggi abbiamo dato 546 milioni di euro, dei 701 milioni di euro, dobbiamo chiudere ed accontentare, venire incontro a tutte le persone che hanno fatto questa richiesta, cioè le 144.245 persone, fino ad oggi in Veneto sono arrivati 304 milioni di euro. La battaglia dell'associazione Ezzellino Terzo da Unara è tutt'altro che finita. Due i principali obiettivi: incrementare il fondo per dare più denaro ai risparmiatori e migliorare il sistema di vigilanza. Gli enti di controllo, Banca d'Italia, Consob, non devono controllare a posto, ma prevenire questi disastri, e deve essere fatto nel più breve tempo possibile.